È arrivata intorno alle ore 20 la nave Sansovino proveniente da Lampedusa che trasportava le 7 donne vittime del naufragio avvenuto il giorno prima, dove una barca a 7 miglia dall'isola naufragata. Nulla da fare per i soccorsi nonostante la vicinanza al porto isolano. Le bare trasportate a bordo di un camion frigorifero sono state portate nella banchina del porto e scaricate a una con un muletto. Quindi poste in una mezzaluna guardando il mare, ad accogliere i corpi le autorità civili e militari della nostra provincia, con in testa il prefetto Maria Rita Cocciufa, tra le prime arrivate al porto Empedoclino e visibilmente commossa da quella visione. Quindi anche il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, che si è reso immediatamente disponibile ad accogliere nel proprio cimitero le donne scomparse. Quindi il vescovo di Agrigento, Don Alessandro Damiano, e l'imam della comunità islamica Kate, proveniente da Catania, oltre che a quello agrigentino Maciob. Presente anche il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e quello di Porto Empedocle Ida Carmina, che hanno provveduto a posare anche un mazzo di fiori sulle bare che man mano venivano deposte sulla banchina del porto. Quindi una preghiera in loro memoria da parte dei 2 rappresentanti della comunità cristiana e islamica e la preghiera del mare letta dal sindaco Carmina. Quindi 3 suoni di sirena suonati dal rimorchiatore del porto e infine il trasporto nei carri funebri pronti per l'occasione via all'ultima dimora in via del Tramonto, la sede del cimitero comunale di Palma di Montechiaro. Le vittime che commemoriamo questa sera, che onoriamo questa sera, sono purtroppo le ultime di una lunga scia che voi conoscete bene. Sono 7 donne che sono state ripescate in mare a seguito del naufragio di ieri mattina in realtà. Sono vicende che non vorremmo mai vivere, purtroppo non è la prima volta, ci auguriamo soltanto che sia l'ultima. La macchina dei soccorsi, degli interventi, dell'accoglienza è sempre operativa e non si ferma un attimo. Anche oggi sono continuate anche le ricerche dei possibili superstiti, ma purtroppo senza esito. Io devo dire che queste cose toccano, penso, tutti, anche se non è la prima volta, ma non ci si abitua mai ed è giusto così, ed è giusto che non ci si abitui mai. Andranno a Palma di Montechiaro e il sindaco ha dato la disponibilità e lo ringrazio. Allora, devo dire che abbiamo trovato, avevamo tutta un'attività in corso di verifica, il sindaco ha detto io ho i posti per tutti, allora a quel punto ho detto grazie veramente, tant'è vero che l'abbiamo anche invitato a venire qui. Ci sono dei migranti anche? Scenderanno dei migranti? Sì, credo che scenderanno anche dei migranti perché sono continui i trasferimenti. Palma di Montechiaro ha fatto un gesto normale, io dico, un gesto umano, un gesto cristiano, all'appello di Sua Eccellenza il Prefetto, che ringraziamo per la costante collaborazione che ha nei confronti con i comuni della provincia di Agrigento. Abbiamo semplicemente risposto presente, un atto doveroso, minimo, di buonsenso, un atto cristiano nei confronti di chi ha perduto la vita in modo così tragico in questo nostro mare che un tempo era il Mare Nostrum e oggi è diventato una tomba al cielo aperto. Dobbiamo interrogarci e mai abituarci a tragedie di questo tipo. La nostra terra è una terra da sempre di accoglienza, ma su questo fenomeno dobbiamo interrogarci perché non può essere demandato in mano alla criminalità organizzata o a chi si improvvisa, ma l'Europa, l'Italia debbono interrogarsi per porre finalmente rimedio in senso buono, accogliendo chi possiamo accogliere di questi nostri fratelli ed impedire tragedie di questo tipo. Non è accettabile nel 2021 che uomini, donne e bambini perdano la vita in un modo così tragico. Noi abbiamo semplicemente fatto quello che riteniamo essere il nostro dovere. Sono momenti di dolore, sono momenti in cui la cosa migliore sarebbe fare silenzio, anche se a volte potrebbe essere un silenzio colpevole, perché queste non sono emergenze ma sono cronache di disastri annunciati. Spero mai più di vedere queste salme dei nostri fratelli che purtroppo ogni volta stiamo assistendo
una tragedia nel senso proprio della parola, che ci mette tutti quanti davanti, ognuno di noi, davanti una grande responsabilità di operare e di impegnarsi di più perché queste cose non le vediamo. Erano tutte donne, un Sì. fatto che ha colpito particolarmente l'opinione pubblica. Sì, ci ha sconvolti tutti, perché in realtà che sono donne, già questo anche ci mette tutti quanti davanti anche una grande responsabilità. Chiediamo al Signore di accogliere le loro anime nel paradiso, e il nostro augurio è sempre che queste morti del mare, queste tragedie vengono diciamo, a tutti i modi fermate. Dobbiamo fermare, dobbiamo restiamo umani, dobbiamo anche garantire un accesso sicuro di questa gente disperata che ha bisogno di essere accolta e anche aiutata.